Scatta il terzo Bomba Day in meno di 3 anni a Montebello Vicentino. L'ordigno della Seconda Guerra Mondiale è stato trovato a metà gennaio nel corso dei lavori di scavo legati alla nuova linea ferroviaria ad alta capacità e alta velocità, sepolto a 10 metri dal punto in cui nello scorso novembre era stata trovata una bomba gemella. Anche in questo caso, infatti, si tratta di un ordigno di 230 kg, 1,25 m di lunghezza, sganciato dall'aviazione americana, come avvenuto nelle due precedenti occasioni, il 24 aprile del 2022 e il 15 dicembre del 2024. Il centro coordinamento dei soccorsi, coordinato dalla prefettura, sarà allestito in municipio. Alle 7:30 inizia lo sfollamento da parte di residenti interessati dal perimetro del perimetro rosso, quindi il perimetro individuato di sicurezza. Sono circa appunto un centinaio, il perimetro è di 468 metri e devono essere fuori di casa entro le 8:30 perché alle 9 inizieranno appunto i lavori di messa in sicurezza ed espoletamento dell'ordigno bellico rinvenuto all'interno del cantiere TAV. Le operazioni di disinnesco ad opera dei guastatori paracadutisti di Legnago appartenenti all'8° Reggimento della Folgore inizieranno alle 9, la stessa ora in cui verrà chiuso fino al termine delle operazioni il tratto dell'autostrada A4 tra i caselli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore. L'interruzione della linea ferroviaria Vicenza-Verona era invece già prevista da tempo per l'esecuzione di lavori legati alla TAV ed è il motivo per cui per il disinnesco della bomba è stata preferita la data del 9 marzo. La criticità appunto riguarderà la viabilità, in quanto oltre alla linea ferroviaria già chiusa da oggi e che riaprirà lunedì mattina, dalle 9 di domani sarà chiusa anche la rete autostradale, quindi avremo un riversamento del traffico autostradale sulla rete ordinaria e soprattutto sulla strada regionale che l'altra volta appunto ha avuto criticità in quanto si sono formate anche colonne di qualche chilometro.